Benvenuti a tutti amici videospettatori della Wii Sport. Quest'oggi le telecamere si trovano al Garden Sport di Messina e vi racconteremo della 10ª giornata del campionato allievi provinciale girone unico. Ad affrontarsi saranno la Messina Social School e il Torrecrotta, partita importantissima quest'oggi che vede la prima e la seconda della classe. Messina Social School con 19 punti in classifica con 8 partite giocate, 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Torrecrotta invece capolista con 20 punti con 8 partite giocate, 6 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. Nell'ultimo turno i ragazzi di Mister Addizione sono stati fermati dalla città di Villafranca con il punteggio di 1-1, mentre i ragazzi del Torrecrotta hanno vinto 2-0 in casa contro il Vardinisi Calcio. Vedremo se quest'oggi Ferrari e compagni riusciranno a sorpassare il Torrecrotta oppure se quest'ultima continuerà il suo cammino trionfale e manterrà la vetta. Andiamo a conoscere intanto tutti i partecipanti alla gara. E con l'aiuto della nostra grafica, come possiamo vedere, abbiamo visto e stiamo vedendo i giocatori protagonisti della Messina Social School, che scenderà in campo con Schevis in porta. In difesa si schiererà con Gulletta, Giuffre, Daleo e D'Angelo, e in centrocampo invece formata da Caminiti, Ferrari e Arena, e il tiro d'attacco formato da Broccio, Restuccia e Brancato. Ci siamo quasi, il direttore di gara si incammina verso il centrocampo con tutti i partecipanti. Siamo sempre ai soliti saluti di rito che fra pochi istanti avverranno dopo il fischio del direttore di gara. Adesso i due capitani sceglieranno come partire in campo e soprattutto chi nella prima frazione di gioco avrà il vento a favore, possiamo dire, perché quest'oggi al Garden Sport tira un vento incredibile e soprattutto un clima burrascoso. Vedremo se i ragazzi riusciranno comunque a manifestare un bel gioco, e si parte subito con la Messina Social School in maglia bianca che attaccherà da destra verso sinistra, invece il Torrecrotta attaccherà da sinistra verso destra in maglia rossa, e sarà proprio il Torrecrotta con questo tiro da fuori aria del numero 8 la Spada che ci proverà, ma risponderà subito con il numero 4 Caminiti su punizione. La Messina Social School, ma la barriera ferma il pallone che era diretto in porta. Adesso un'altra punizione invece del Torrecrotta, quella di Antonazzo, che calcia in porta, ma il portiere respinge con i pugni, e sul rinvio della difesa della Messina Social School la palla arriverà poi al numero 4 Di Pietro, che calcia in porta a botta sicura, ma la palla finisce di poco al lato. Allora è subito un batti e ribatti tra la Messina Social School e il Torrecrotta. Ci sarà ancora un calcio d'angolo per i ragazzi in maglia rossa, ma la palla finisce al lato. Ci ha provato ancora Di Pietro, e poi su questa munizione di Antonazzo non la tocca nessuno e finisce in porta il pallone che vale l'1-0 per il Torrecrotta, che si vede in vantaggio quest'oggi fuori casa contro la Messina Social School. La sblocca lui, il numero 2. Andiamo a vedere con i replay la palla che non viene sfiorata da nessuno e finisce dritto in porta. La sblocca il terzino destro del Torrecrotta. Grandissima la punizione, dato anche forse dal vento. Ci verrà adesso con un'altra punizione il Torrecrotta a raddoppiare, ma non ci riuscirà perché questo pallone finirà al lato di Schevis. Adesso ci proverà Abate di punizione e anche lui trova la parabola vincente, ed è 2-0 del Torrecrotta subito al 36esimo minuto, che si porta al 35esimo minuto, scusate, che si porta sul 2-0 con questa punizione di Abate, anche lui forse favorito dalle condizioni climatiche quest'oggi. Abbiamo visto il pallone infilarsi in rete e l'esultanza dei ragazzi del Torrecrotta con questo risultato mantengono così la vetta finora, ma poi ci sarà questo episodio e il direttore di gara decreterà il calcio di rigore a favore della Messina Social School. Andiamo a vedere il contatto in aria sul numero 11 Brancato, che si procura così la massima punizione dagli 11 metri, che calcerà Ferrari. Botta centrale ed è 2-1 della Messina Social School, che accorcia così le distanze con Matteo Ferrari. Andiamo a vedere la botta centrale del numero 7 della formazione di Mister Addizione, che adesso porta i suoi sull'1-2. Vedremo se la Messina Social School proverà ad agguantare anche il pareggio, ma per la prima frazione di gioco basta così. I ragazzi andranno a bere un tè caldo e soprattutto i ragazzi di Mister Addizione proveranno a riformulare le idee per agganciare il risultato e provare la rimonta, che si potrebbe rivelare fatale. Intanto, con l'aiuto delle nostre immagini, andiamo a rivedere che i protagonisti scendono nuovamente in campo per la seconda frazione di gioco, che inizia in questo momento
Si invertono le manovre d'attacco ed è subito il Torre Grotta ad attaccare con questa punizione del solito numero 2 Antonazzo, che la proverà a mettere in mezzo. La palla verrà spizzicata, ma stavolta Skevis si fa trovare pronto e mantiene così per la seconda frazione di gioco la porta inviolata. Ci proverà ancora il Torre Grotta con il numero 10 Marchese, che viene atterrato in area di rigore, e adesso sarà rigore contro per la Messina Social School, che si incaricherà di vita di questa punizione da massima di 11 metri e calcio a botta sicura. Aveva intuito Skevis, ma non ci arriva su questo pallone, e allora 3-1 del Torre Grotta, che mantiene le due lunghezze di distanza in questo risultato a favore. Risultanza incontenibile dei ragazzi del Torre Grotta. Ci sarà subito la prima sostituzione, esce il numero 9 Broccio, entrerà il numero 16 Anselmo. Questa è la prima mossa di mister Ardizzone per provare a sbloccare questa gara e soprattutto agguantare il pareggio, e poi ci proverà da calcio d'angolo la Messina Social School, ma il pallone spizzicato in aria sbatte prima contro la traversa e poi contro le mani di Saggio. Adesso ancora Saggio protagonista in questa azione, dove da calcio d'angolo ci aveva provato la Messina Social School, ma la palla viene smanacciata in calcio d'angolo. Ancora Messina Social School che ci prova con questo calcio di punizione, che viene spizzicato ancora una volta in aria, ma ancora una volta Saggio mette la palla sopra la traversa e mantiene così il vantaggio di 3-1 del Torre Grotta. Ci sarà ancora una sostituzione per la Messina Social School, esce il numero 8 Arena, entra il numero 18 Cozzo, e ci proverà ancora una volta con il numero 4 Caminiti per portarsi sul 3-2, ma non ci riesce. Ancora invece una punizione direttamente alla lunga distanza, che si infrange sopra la barriera. Ci sarà il terzo cambio per mister Ardizzone, esce il numero 7 Ferrari, che aveva realizzato la rete del momentaneo 2-1, ed entra il numero 17 Scandurra. Poi ci proverà ancora con Caminiti direttamente a calcio di punizione. Saggio stava per combinare una frittata, ma la palla fortunatamente finisce sopra la traversa, e poi direttamente a calcio d'angolo ci sarà la rete di testa del numero 16 Anselmo, il neoentrato, che porta il risultato sul 3-2. Adesso ci proveranno fino alla fine i ragazzi di mister Ardizzone, grandissimo stacco di testa. Ci proverà ancora una volta la Caminiti, protagonista dei suoi, il migliore in campo quest'oggi, a provare a portare i ragazzi sul 3-3. Ci proverà anche il Torre Grotta su questi istanti finali con il numero 10 Marchese, ma la gara finisce qui, e allora il Torre Grotta mantiene ancora la vetta della classifica. La Messina Social School deve cedere il passo ai ragazzi in maglia rossa, che adesso esultano per i 3 punti conquistati. Vedremo come andrà a finire con il proseguo del campionato. Per quest'oggi è tutto da Giuseppe Milanese della Ubisport, alla prossima!